Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'inchiesta Waterloo perché oggi è il giorno dell'udienza di convalida del provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Agrigento nell'ambito appunto della maxi inchiesta su Girgenti Acque. 6 degli 8 indagati in carcere ad Agrigento davanti al GIP del Tribunale Francesco Provenzano che decide sui fermi e su eventuali misure cautelari da applicare. Si tratta di Marco Campione, presidente di Girgenti Acque, che ha nominato quale difensore di fiducia l'ex PM di Palermo Antonio Ingroia, Pietro Arnone, presidente di Idrotecne, Calogero Patti, dipendente di Girgenti Acque, Angelo Piero Cutaia, direttore amministrativo di Girgenti Acque, Gian Domenico Ponzo, direttore generale, Calogero Sala, direttore tecnico e produzione Girgenti Acque. Gli altri 2 indagati ristretti in un'altra casa circondariale sono Francesco Barrovecchio, responsabile tecnico Idrotecne, e Igino Della Valle, membro del consiglio di amministrazione, fermato a Taranto, sentito da un altro giudice delegato. E tra le accuse gli inquirenti mettono nero su bianco quella che viene definita un'eclatante frode da cui scaturisce un gravissimo danno ambientale che la stessa Girgenti Acque ha cagionato nel territorio in cui ha operato la provincia di Agrigento: salute pubblica a rischio, depurazione assente e contaminazione del mare. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tra i capi di imputazione relativa all'indagine denominata Waterloo portata avanti dalla Procura di Agrigento, che ha visto l'arresto di Marco Campione e del suo staff, c'è quella relativa alla problematica della depurazione. Girgenti Acque non depurava affatto nei suoi impianti in gestione i reflui, anzi allorquando entravano depurati ne uscivano ancora più sporchi di prima. Una tematica notevolmente attenzionata anche dai carabinieri del NOE, che ha avuto modo di accertare che le norme in materia venivano sistematicamente violate e alla luce del sole, così come ha dichiarato anche il sostituto procuratore Vella nel corso della conferenza stampa. E la tragedia della gestione della depurazione, su cui meritorio è stato il lavoro del NOE, che è andato in contrasto anche con tutta una serie di accertamenti pubblici che accertamenti reali non erano. Infatti dicevo, compiacenze anche nei controlli gravi. Questo della depurazione è un elemento che è il core business, diciamo, del Girgenti Acque, che va assolutamente sottolineato. Probabilmente questa è una delle pochissime indagini, non so quanto, in cui si è accertato la gravità reiterata di queste condotte per quello che riguarda l'ambiente. In genere le indagini sull'ambiente riguardano i rifiuti, qua è la depurazione che in maniera sistematica veniva elusa. Perché? Perché se l'acqua ai cittadini devi comunque fornirla anche a distanza di 5-10 giorni, perché sennò senza l'acqua salta il sistema. Sulla depurazione il concetto era diverso, perché se non si depura se ne possono accorgere gli organi pubblici che controllano. Se gli organi pubblici che controllano non controllano, cosa ci rendiamo conto? Che abbiamo riserve regionali bellissime nella costa argentina che sono con divieto di balneazione. Perché? Perché non depuravano. Quindi non smaltivano fanghi, abbiamo situazioni di reflui che dagli abitati entravano nel depuratore e che uscivano più inquinati. Com'è possibile? È possibile perché se lasci dentro i fanghi di depurazione, in realtà quel depuratore che dovrebbe depurare inquina. Ma diciamo anche che quando i depuratori sono stati affidati a degli amministratori giudiziari hanno funzionato. Hanno incredibilmente cominciato a produrre fanghi. Perché depuravano, mentre prima non depuravano. Perché prima non depuravano. Com'è possibile fare tutto questo in una provincia come quella di Agrigento? Cioè farlo sostanzialmente alla luce del sole. Lo si può fare perché Marco Campione è ben consapevole della visibilità del suo operato, aveva necessità di coperture e di ausili che dovevano necessariamente coinvolgere le istituzioni e anche la stampa. Perché devi in qualche modo silenziare, sottovalutare e coprire attività che sarebbero se no evidenti. E la nostra difficoltà investigativa è stata legata, devo dire, inizialmente soprattutto a questo, non soltanto dalla complessità dei termini, dei temi trattati, ma abbiamo avuto reparti specializzati sia della Guardia di Finanza che dei Carabinieri e in ultimo l'importantissimo contributo della DIA per quello che riguarda gli aspetti finanziari, quindi
insomma quella che in materia nostra è l'ausilio anche dei consulenti tecnici, ma la difficoltà iniziale era creare una squadra blindata che non facesse venire fuori le notizie e che riuscisse a lavorare seriamente su questi fatti, perché insomma è già venuto fuori, tra i soggetti coinvolti vi sono anche appartenenti alle istituzioni e alle forze di polizia che avevano creato una sorta di cordone a tutela delle attività di Marco Campione, e da questi soggetti ci siamo in qualche modo anche noi dovuti bonificare, con tutte le difficoltà concrete. Devo dire che la squadra iniziale, soprattutto del reparto operativo dei Carabinieri, guidata dal maresciallo Calafato, insomma, che non vedrete qui, e quella della Guardia di Finanza sono stati da questo punto di vista impeccabili, e quindi siamo riusciti a lavorare con una certa serenità dopo le prime difficoltà iniziali.